Tu invece dove abiti? Io abito a Vicenza. Lui è di Vicenza. Ci guardano da tutto il mondo, cerca di far capire quanto è bella Vicenza. Ma io è lontano da Vicenza, da Bologna, non si può arrivare. Scusa, tu devi dire a tutti quelli che ci stanno guardando quanto è bella Vicenza. Digli che cosa c'è di bello a Vicenza. C'è di bello le luci, Babbo Natale, i sassi. E poi? E poi ci sono i palloncini appesi sul terrazzo, i coriandoli. A Vicenza, in questa stagione. Sì. Coriandoli, c'è pieno di coriandoli a Vicenza. È sempre carnevale a Vicenza. Martina, sai che ha troppi coriandoli, un sacchetto pieno di coriandoli. Hai un sacchetto pieno di coriandoli. Sì. Senti, e il tuo paese o la tua città com'è bella? Di com'è bella. Com'è bella? Sì, no, devi dire cosa c'è di bello. Cosa c'è di bello? Ma lo devi dire tu. Cosa c'è? Ma no, tu devi spiegare a quelli. Tu non ridere. Tu, Giulio, vieni qua. Tu devi dire cosa c'è di bello nella tua città dove sei nata. Io perché io non lo so io non lo so. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Andiamo avanti? Sì? Andiamo avanti con la trasmissione? Però Vicenza non si può partire da Bologna e andare a Vicenza perché c'è troppa strada in autostrada. Sì, e come fai a tornare? A tornare c'è tanto traffico e dobbiamo sorpassare tutte le macchine per tornare. Vabbè, insomma, spero che ci arrivi bene.